Un quadro di Anna Blangetti e Giacomo Mannissi da sabato prossimo 17 luglio in mostra a Porta Empedocle nel vicolo Alaimo. L'inaugurazione è prevista per le ore 19. Un'opera che rappresenta Pirandello, Sciascia e Camilleri e che lega Porta Empedocle a Sanremo. L'idea è stata di Salvatore Ceramitaro, ormai sanremese doc, ma che ha origini proprio dal borgo siciliano, che ha chiesto all'amico pittore Giacomo Mannisi di realizzare l'ispirazione della Blangetti, ovvero mettere i tre autori con dietro i loro libri insieme. Diciamo che è un'idea che mi è venuta l'anno scorso, avendo casa a Porta Empedocle, e dopo l'iniziativa del comune di aver inaugurato un vicolo dedicato a Camilleri, chiamata detta in siciliano la chianata di Nenè, e ho pensato che dove c'è una salita c'è anche una discesa, no? Che mi dicono lui ogni tanto faceva, e quindi per completare l'opera mi è venuto questa idea di installare un qualcosa che si unisse a quello che avevano già fatto giù il comune di Porta Empedocle. Parlandone con Giacomo Mannisi e la signora Anna Blangetti, che poi tra parentesi Giacomo è di Porta Empedocle come me, abbiamo sviluppato questa idea, dopodiché loro più che altro hanno fatto questo magnifico dipinto che mi sembra che sia venuto veramente molto bene.